Ad Aci Sant'Antonio le festività non hanno interrotto il cannoneggiamento tra maggioranza ed opposizione. Pochi giorni fa PDL, PD e settori dell'MPA si sono scagliati contro Pippo Cutuli, che avrebbe aumentato le tasse per pagare gli stipendi ai suoi nuovi assessori. Portare la giunta a 7 unità mi è concesso dalla legge, si è difeso Cutuli, è un assetto opportuno per dare slancio all'attività amministrativa. Non è finita, una nota congiunta di PD e Città Attiva ha definito ridicola la scelta di allargare la giunta e addirittura prospettato profili di illegittimità per l'assenza di donne nella squadra di governo. Un rilievo a cui Cutuli ha replicato in modo spiazzante con un invito ufficiale per Maria Grazia Leone, coordinatrice e cittadina dei Democratici. È persona seria e colta, entri a far parte dell'esecutivo sant'antonese. La Leone risponde così: Mi tocca doverosamente ringraziare il sindaco Cutuli per l'attestato di stima. Ha attestato serietà e cultura, e per una persona come me è il massimo a cui aspirare. Certo, non posso fare a meno di pensare che ci sia un pizzico di provocazione. Innanzitutto perché la proposta è arrivata a mezzo stampa, io ho saputo tramite voi di questo comunicato, e poi perché la proposta arriva all'indomani di un rimpasso di giunta con la nomina del settimo assessore e all'indomani di un nostro comunicato che in qualche modo criticava questa scelta e l'illegittimità di una giunta in cui manca la quota rosa. Voglio però approfittare per fare due precisazioni. Voglio fare un plauso al sindaco e anche una critica. Un plauso perché questo sarebbe il metodo che dovrebbe vigere per poter scegliere gli assessori, cioè la scelta degli assessori dovrebbe essere basata sulla stima personale. Se la stima è reale, se l'attestato di competenza è reale, così andrebbero scelti gli assessori. E contestualmente una critica perché dal comunicato si evince che fino ad oggi gli assessori sono stati invece scelti sulla base di segnalazioni delle segreterie politiche, ed è una prassi che mortifica innanzitutto la politica e umilia i sant'antonesi, perché ci sono tanti sant'antonesi che hanno competenze e professionalità e che avrebbero sicuramente più amore per il loro paese, per l'attività di amministratori che vanno a svolgere, se venissero scelti per la competenza e per l'appartenenza a questo paese, piuttosto dei vari collocati dalle segreterie o dai padrini politici in cambio di favori o vecchie pretese. E in questo sta anche la critica, nel fatto che l'assessore o la quota rosa, così come la legge regionale la intende, non è il riempimento di una casella o l'occupazione di una poltrona assegnata ad una donna. Amministrare significa condividere, avere un progetto comune, condividere una squadra, e sicuramente, vista la mia storia politica personale, in quella squadra sarei molto stretta. Per cui lo ringrazio personalmente per l'attestato di stima. Però di scilipoti ad Aci Sant'Antonio non abbiamo bisogno. C'è già stato qualcuno che in cambio di molto meno ha lasciato l'opposizione ed è andato a reggere le sorti della maggioranza. Io, per la mia passione politica, per la mia coscienza e per il dovere di esempio che devo alla mia generazione, non mi lego a questa schiera.